Piano di controlli contro la distrazione alla guida, la polizia stradale in campo anche nel Tigullio, in particolare lungo l'Aurelia, più posti di blocco e agenti imborghesi contro l'uso del cellulare. La centrale di sterilizzazione di Rapallo, le cure domiciliari e l'RSA di Chiavari potrebbero essere privatizzate, lo denuncia l'RSU della ASL 4, secondo cui l'azienda avrebbe avviato manifestazioni di interesse. Chiavari risistema le scogliere colpite dalla mareggiata del 2018, partito il primo lotto di lavori. Entrati nel vivo i lavori di riqualificazione dell'ex scuola elementare di Cornia di Moconesi, verranno realizzati 4 alloggi di edilizia sociale e uno spazio di aggregazione per la frazione. Tornano balneabili le spiagge di Rapallo, il sindaco ha revocato l'ordinanza emessa dopo la mareggiata del 2018. Cauto ottimismo a Lavagna sulla torta dei Fieschi, edizione 2019, Comune e Sestieri all'opera per risolvere i problemi organizzativi. Il Dragoon di Camogli approda al porto di Chiavari per celebrare il 50° insieme all'associazione amatori Palio del Tigullio, che spiene invece le 60 candeline. Pubbliche assistenze e Croce Rossa preoccupate dall'ipotesi privatizzazione del trasporto ordinario dei pazienti in ambulanza. Via libera della sovrintendenza per i lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Castiglione Chiavarese, intervento per 180.000 euro. Un nuovo mezzo scoperto per ATP in funzione tra Chiavari e Sestri Levante sarà a disposizione delle amministrazioni e degli operatori turistici per promuovere il Tigullio orientale. 29esima edizione per il Blues and Soul Festival di Sestri Levante, grande successo di pubblico all'Arena Conchiglia. Le religioni sono le vie vere di pace. A Santa Margherita Ligure un momento di incontro e dialogo alla luce delle dichiarazioni sulla fratellanza umana siglate dal Papa e dal grande imam ad Abu Dhabi. Il sindaco di Sestri Levante rilancia la proposta di un tavolo comune per il turismo del Tigullio, riunione dei comuni il prossimo 25 luglio per pianificare una strategia condivisa. Buonasera ai telespettatori di TG. Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo parlando di sicurezza stradale, perché la polizia stradale ha messo in campo una serie di controlli per contrastare i fenomeni che provocano incidenti, primo fra tutti la guida con l'uso del cellulare. Sentiamo. 5 giorni di controlli sulla grande viabilità di Genova e provincia contro la distrazione alla guida. La polizia stradale si attiva contro l'uso di smartphone e altri dispositivi elettronici mentre si è al volante. Fonti Istat, d'altra parte, riportano come negli ultimi anni la distrazione sia la principale causa di incidenti stradali. Di alcuni ne abbiamo sentito parlare anche in queste settimane. Inviare un SMS, parlare al telefono o fare una diretta social può costare la vita. Accade nel 40,8% dei casi, dice l'Istat, insieme alla velocità elevata e al mancato rispetto delle precedenze. Ora la stradale promuove la prevenzione. Lo farà da domani sino al 20 luglio e coinvolgerà anche il Tigullio. In questi 5 giorni, spiega Gino Fabbri del distaccamento di Chiavari, saremo in strada con tutti i nostri agenti, ossia 16 persone. La via maggiormente monitorata sarà l'Aurelia e in caso di emergenza anche l'autostrada. Saranno predisposti maggiori posti di blocco e controlli in borghese, dice ancora Fabbri. In questo secondo caso gli agenti si muoveranno a bordo di uno scooter. Qualora un automobilista venisse scoperto alla guida mentre parla con il cellulare in mano o senza cintura di sicurezza, allora gli agenti estrarranno la paletta per far fermare il mezzo. A quel punto si avvicinerà la pattuglia in auto con gli uomini in divisa e i colori d'istituto. Gli articoli del codice della strada che dovranno essere rispettati sono il 169, che prevede che il conducente debba avere libertà di movimento alla guida, il 173, che vieta l'utilizzo di apparecchi radiotelefonici, a meno che non si usi il vivavoce o l'auricolare, ma con un solo diffusore, e il 172, che obbliga l'utilizzo delle cinture di sicurezza. Nel primo caso la multa, è bene ricordarlo, sarà di 165 euro con la detrazione di 5 punti sulla patente, nel secondo di 87 euro e un punto tolto, nel terzo multa di 83 euro e 5 punti decurtati, naturalmente a seconda dei casi.
I temi della sanità nella giornata di martedì, con la preoccupazione dei sindacati su una possibile privatizzazione ed esternalizzazione di alcuni servizi della ASL 4. A Chiavari poi sono iniziati i lavori di ripristino delle scogliere danneggiate dalla mareggiata di fine ottobre ed entrano nel vivo invece i lavori a Cornia di Moconesi. Per l'ex scuola verranno realizzati degli alloggi di edilizia sociale. Vediamo tutto quanto nei prossimi servizi. Si sta parlando di privatizzazione per quanto riguarda la centrale di sterilizzazione di Rapallo e vi sono voci che parlano della privatizzazione dei servizi di RSA e di assistenza domiciliare integrata. Perché c'è un rischio privatizzazione secondo voi alla centrale sterilizzazione di Rapallo? Noi sappiamo che la nostra centrale di sterilizzazione, che è assolutamente all'avanguardia e contiene macchinari di primissimo ordine, ha ricevuto 3 visite da 3 ditte private diverse. Siccome l'azienda parla di manifestazione di interesse, c'è il rischio assoluto che la privatizzazione avvenga anche in tempi piuttosto brevi. Per le cure domiciliari e l'RSA invece? Stiamo parlando di servizi di assoluta eccellenza, servizi che sono esplicitamente dedicati alla terza e alla quarta età, perciò sarebbe assolutamente un peccato che tutto ciò andasse perduto a favore dei privati. L'azienda che cosa vi risponde? L'azienda purtroppo risponde che al momento non è interessata ad avere confronti con le organizzazioni sindacali. Nella vostra nota si fa riferimento anche all'ospedale di Sestri e al pronto soccorso di Lavagna. In questo senso, in breve, qual è la vostra posizione? Per quanto riguarda il pronto soccorso di Lavagna è previsto che i lavori inizino ad ottobre, ma ad oggi non ci sono più notizie rispetto a questo inizio di lavori. L'ospedale di Sestri Levante è stato svuotato da tutto quello che doveva essere trasferito e attualmente sembra che i lavori siano in forma stagnante. C'era anche in progetto di spostare il CERT presso gli spazi ex fisioterapia di Lavagna, invece da fonte certa sappiamo che l'azienda ha deciso di mantenere la locazione presso l'Istituto Sivori Marini e questo ci fa capire che i lavori in effetti stanno rallentando in qualche maniera. Stante questa situazione, che appello rivolgete all'azienda? Di essere sentiti più frequentemente, di essere considerati in maniera diversa da quanto stanno facendo e soprattutto chiediamo di valutare bene la ricaduta che le scelte politiche dell'azienda possono avere sulla popolazione, soprattutto anziana. Sono iniziati questa mattina all'alba i lavori di ripristino delle scogliere di Chiavari colpite dalla mareggiata dello scorso anno. Interessata l'area dei bagni comunali, il Gabbiano e Oasi. È consentito l'accesso alla spiaggia, mentre sarà sospesa la balneazione soltanto per la durata dei lavori. Ad oggi abbiamo un pontone che lavora dall'esterno e pesca i massi che sono caduti durante le mareggiate, un po' all'interno ma soprattutto anche all'esterno, perché tanti massi, contrariamente a quanto si pensi, con l'onda di ritorno cadono anche all'esterno delle dighe a protezione. Certo, sono interventi che in piena estate possono sollevare perplessità, tuttavia, precisa il sindaco, sono stati gli stessi gestori degli stabilimenti a chiedere l'intervento tempestivo del comune. Questo primo lotto è stato eseguito su esplicita richiesta di 3 gestori dei stabilimenti balneari, in quanto preoccupati dal fatto che non vi sono più di difesa mare. Infatti appena è bastato un po' di vento che hanno dovuto togliere le prime file degli ombrelloni. L'ordinanza quindi riguarda dal 16 al 20, quindi da oggi fino al 20, anche se si prevede, se il tempo è buono, che i lavori finiscano prima. Il secondo lotto riguarderà i restanti tratti di litorale tra i bagni Bergamo, Ciccio, Gianni e Ste e prenderà il via alla fine della stagione balneare. Tutto il resto, il lavoro più grande, verrà fatto a fine stagione, quindi a fine settembre, primi di ottobre, e riguarderà tutte le scogliere a protezione della passeggiata a mare, nonché il pontone. Rientrerà anche un pontone più piccolo all'interno delle dighe per togliere i massi all'interno dove l'acqua è più bassa, per cui ci sarà anche un intervento dove interveniamo oggi con un pontone più piccolo all'interno delle dighe. Tutto questo deve pristinare in piena sicurezza per l'inverno, però è bene ribadire che l'intervento che è iniziato oggi è stato fatto su esplicita richiesta dei gestori di quella zona. Ci siamo, tra virgolette, inventati la partecipazione a un bando per convertire l'immobile a edilizia residenziale pubblica, perché ahimè bisogna sempre cercare i finanziamenti, se no non si riesce a realizzare nulla. Abbiamo vinto quel bando, realizzeremo all'interno della scuola questi 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica e riusciremo anche a creare questa sala polivalente che metteremo ovviamente a disposizione di tutti i cittadini di Cornia. I lavori sono iniziati, quali i prossimi step?
Allora, i lavori sono iniziati con l'accantieramento e le fasi di demolizione, infatti parliamo di un intervento di ristrutturazione finanziato con un bando della Regione Liguria, settore edilizia, nell'area di social housing. Parliamo di un contratto d'appalto che si aggira intorno ai 400.000 euro. Dopo le demolizioni inizieranno appunto le fasi più operative del cantiere, con la suddivisione delle partizioni interne, il rifacimento della copertura e tutto quello che riguarda il restyling dell'edificio. Quando è prevista la conclusione dell'opera? Allora, la conclusione dell'opera è prevista in circa 2 anni e adesso vediamo se con l'andamento del cronoprogramma dei lavori riusciamo anche ad ottimizzare un attimino anche questi tempi. Per la frazione di Cornia anche un consolidamento di un versante della strada, una messa in sicurezza importante. Sì, c'è una messa in sicurezza idraulica in località Villa di Cornia, un intervento che rientra nelle misure di questa primavera con il decreto Salvini, e quindi la decisione del Comune di Moconesi è quella di andare a sistemare un rivo con attraversamento della strada comunale, quindi con il rifacimento completo di un tombino con tutte le autorizzazioni idrauliche, quindi con i franchi di sicurezza che, come sappiamo, nel periodo e negli eventi calamitosi di alluvioni generano sempre notevoli problematiche. In questo caso l'intervento a quanto ammonta? Allora, in questo caso parliamo di un intervento di circa 50.000 euro, i cui la realizzazione dei lavori è in corso, sono stati adesso realizzati i pali per poter poi consolidare delle parti, realizzare poi gli scavi, ma contiamo di completarlo entro l'estate. A Rapallo torna balneabile il mare sul litorale. Il sindaco ha revocato l'ordinanza firmata pochi giorni dopo la mareggiata di fine ottobre. A Lavagna si sta lavorando per preparare la torta dei Fieschi, l'edizione 2019, c'è cauto ottimismo sulla risoluzione di alcuni problemi organizzativi. E poi ha fatto tappa a Chiavari il Dragoon di Camogli. Quest'anno l'imbarcazione storica compie 50 anni, ha festeggiato il compleanno insieme all'associazione Palio Remieri del Tiguglio, che a sua volta compie il 60° anno di età. Vediamo i servizi. Che cosa alla fine è stato rimosso? Che cosa è emerso? Sostanzialmente non sono emersi, per fortuna, rifiuti di particolare entità o dimensione. Hanno trovato però una buona sostanza di rifiuti in quantità di metri cubi che sono stati puliti e grazie ad Aprica smaltiti. Quindi in questo momento che cosa accade alle spiagge pubbliche della città? Con l'ordinanza del sindaco di quest'oggi è stata revocata la precedente ordinanza, la numero 44, fatta successivamente alla mareggiata del 28-29 ottobre scorso, quindi da oggi le spiagge sono ufficialmente fruibili. Nei prossimi giorni adopereremo l'intervento anche di ripascimento di alcune delle spiagge e in particolare della spiaggia della zona dei Cavallini. Anche per la qualità dell'acqua nessun problema? Già da prima non avevamo assolutamente nessun problema, ARPAL aveva fatto tutte le analisi e ulteriori analisi ad ARPAL erano state richieste da parte del Comune di Rapallo, in particolar modo sulla presenza di idrocarburi, e queste analisi sono state sempre tutte negative, quindi con ottimi risultati. Anzi, la qualità dell'acqua è decisamente migliorata, sia magari a una riossigenazione dovuta all'importante mareggiata, ma anche a tutti gli interventi che si stanno susseguendo da parte di IREN sulle tubazioni della fognatura. Insomma, per tornare completamente alla normalità manca solo il ripristino del molo per i battelli. Quanto manca? Nella giornata di ieri abbiamo terminato le operazioni di, chiamiamolo dragaggio, ma in realtà tecnicamente è chiamato livellamento del fondale. Nella giornata di oggi i battelieri si stanno adoperando per il ripristino parziale del molo di attracco. Nella giornata di domani verrà effettuata una prova da parte di un battello di attraccaggio. Se tutto questo va bene, se non in questo fine settimana, sicuramente nella prossima settimana riavremo i nostri battelli a Rapallo. Grande successo per Musica e Gusto, adesso ci si mette subito al lavoro per quello che sarà l'appuntamento clou dell'estate, la torta dei Fieschi. A che punto siamo? Allora, manca pochissimo tempo, stiamo lavorando per cercare di realizzare tutto nel migliore dei modi. Non sarà facile, siamo un comune in dissesto e quindi le problematiche ci sono, sia per quanto riguarda l'organico che possa collaborare fattivamente
per la realizzazione della torta, sia per quanto riguarda le risorse finanziarie. Stiamo cercando di andare incontro a tutte le esigenze dei cestieri che in questi anni si sono sempre prodigati per fare della torta dei Fieschi proprio l'evento più importante per Lavagna. Il problema è delle risorse, il Comune in dissesto non può spendere cifre come negli anni scorsi, per cui c'è anche necessità di reperire fondi, in questo caso eventuali sponsor, comunque sostenitori possono agevolare, comunque venire in aiuto al Comune. Sì, allora ci stiamo muovendo per cercare la collaborazione sia dei pasticceri per quanto riguarda proprio la realizzazione e il confezionamento della torta, e per quanto riguarda invece le altre criticità. Ovviamente siamo sotto organico, quindi stiamo lavorando fattivamente sia per quanto riguarda il piano di sicurezza, sia per quanto riguarda invece il corteo. Stiamo provando a vedere se, nonostante il decreto Minniti, sia possibile pensare di nuovo al prolungamento del corteo come vorrebbero i cestieri e come non è stato potuto fare in questi anni. Ecco. La torta dei Fieschi comunque si farà, su questo c'è fiducia. La torta si farà. La torta dei Fieschi, grazie. 50 anni fa, da una vecchia scialuppa d'inizio Novecento e dalla visione del costruttore Ido Battistone, nasceva Udragun, l'imbarcazione a remi divenuta un simbolo delle tradizioni e degli abitanti di Camogli. L'approdo a Chiavari è stata l'occasione per celebrare i 110 anni, insieme all'Associazione Amatori Palio. Il gemellaggio tra queste due realtà intende far rivivere lo spirito della navigazione a remi, nel legame con le tradizioni e il territorio. Siamo venuti a incontrare gli amici di Chiavari, come andremo a incontrare gli altri amici lungo la via che ci porterà alle Grazie fra 2 o 3 giorni. E speriamo, come sempre abbiamo avuto un'ottima accoglienza e il Palio ci lega per il fattore remi. Noi remiamo, non facciamo gare, non facciamo competizioni, remiamo per il piacere di remare tutti insieme. Noi compiamo 60 anni adesso dal nostro primo palio, ed è un palio che non è solamente sportivo, ma ripercorre un po' la storia degli 8 comuni, le 8 barche che competono ogni anno. Con il Dragoon sono anni che collaboriamo anche in altre manifestazioni. In questa occasione c'è stata anche la consegna di un gagliardetto con un significato particolare. Sì, ci è stato consegnato il gagliardetto da parte della Lega Navale sezione di Chiavari e Lavagna per la questione della plastica, che noi siamo una barca puramente ecologica perché andiamo solo a remi o a vento. Prossime spedizioni in programma? Noi abbiamo un sogno che è in programma nel 2020, vorremmo andare in Canada. Siamo stati praticamente a New York, nel Sud America, nell'altro continente, riprendere un po' quel viaggio che avevamo fatto, che ci aveva portato a New York dal lago Ontario, invece di venire in giù e di andare verso New York, di andare in su, andare verso Ottawa e Montreal. Ancora preoccupazioni nel mondo della sanità, questa volta la privatizzazione riguarderebbe i servizi di trasporto intraospedalieri, le pubbliche assistenze e la Croce Rossa denunciano il fatto e chiedono maggiore rispetto. E poi andiamo a Castiglione Chiavarese, dove possono prendere il via i lavori di riqualificazione energetica del Palazzo Comunale, un intervento da 180.000 euro. Vediamo. È solo un'indagine conoscitiva, un primo step, che però preoccupa il mondo del volontariato. Croce Rossa e Pubbliche Assistenze fanno sapere che Regione Liguria, tramite Alisa, ha avviato una procedura per mettere a bando i trasferimenti intraospedalieri. Preludio, questo è il loro timore, per assegnare a terzi anche il trasporto ordinario dei pazienti in ambulanza. È naturale che ci sia scoramento, spiega Fabio Mustorgi del coordinamento ANPAS del Tigullio, considerato che c'è una convenzione ferma da quasi 10 anni, che le pubbliche assistenze devono affrontare ogni giorno una montagna di burocrazia e che i rimborsi regionali, spiega ancora Mustorgi, sono ridicoli. Fa un esempio: per un autista di guardia medica che lavora dalle 20 alle 8 del mattino, oltre ai festivi e ai prefestivi, contando macchina, benzina, assicurazione e così via, la Croce Bianca, di cui Mustorgi è presidente, riceve 1.500 euro al mese, lavorando a Rapallo, Portofino, Santa Margherita Ligure, Zoagli e nell'entroterra. La questione di affidare a terzi il trasporto fa sorgere a Mustorgi la domanda: alla Regione sta a cuore il volontariato? Rincara la dose Maurizio Biancaterra, presidente regionale della Croce Rossa. Ultimamente la Regione Liguria è stata promossa prima della classe
per quanto riguarda i tempi di intervento medi sui soccorsi in emergenza, e la Liguria è stata quella con i tempi di intervento più bassi di 15 minuti. Chiaramente le ambulanze sono del volontariato e quindi è grazie al volontariato se tutto questo sistema fino adesso è retto in questo modo importante, anche grazie al volontariato. Le associazioni spiegano poi che di recente la Corte di Giustizia europea ha introdotto il concetto di trasporto qualificato, aprendo al mondo del volontariato che dunque queste caratteristiche le avrebbe. Se Regione Liguria invece proseguisse sulla sua strada, il rischio è di veder chiudere in futuro le piccole realtà del soccorso. Si rischierebbe di andare a spegnere quelli che sono dei presidi importanti. Io posso pensare in questo momento alle realtà dell'entroterra, dove una struttura di un comitato di Croce Rossa rappresenta in alcune situazioni l'unica struttura organizzata atta a fornire un'assistenza alla popolazione del luogo. Manca ancora un tassello. A settembre verrà ripubblicato il bando per la riassegnazione dell'ultimo alloggio dei 4 realizzati, ma il recupero dell'ex canonica della chiesa di Castiglione Chiavarese può dirsi concluso positivamente. I lavori si sono conclusi a metà del 2017, l'intero edificio è stato completamente riqualificato mantenendo i decori originali presenti all'interno e abbattendo le barriere architettoniche. Da qualche mese vi abitano 3 donne residenti nel comune. Tutto il territorio di Castiglione sono contente e finalmente siamo riusciti, perché sono tutti passaggi lunghi, dispendiosi di tempo, proprio perché non si riesce a fare più veloci di queste cose qua. Ricordiamo che cosa è stato realizzato, quanti sono gli appartamenti? Gli appartamenti sono stati realizzati, sono 4 e i siti inferiori sono messi, abbiamo dato in concessione alla Croce Verde per mettere il materiale della Croce Verde e l'altro per fare le cantine per i propri abitanti della canonica. Per un edificio recuperato, un altro sta per essere interessato da un importante intervento di riqualificazione. Si tratta in questo caso del Palazzo Comunale, i cui lavori di appalto saranno messi a gara nei prossimi mesi. Era fatto il cappotto fotovoltaico, tutto il cambiamento di tutti i serramenti, caloriferi, caldaie e tutto eccetera. Su una base di 180.000 euro. Aspettavamo l'ok dei beni culturali, quello monumentale, sopra i 70 anni, ci è arrivato l'altro ieri, abbiamo dovuto rinviare per 6 mesi, però adesso siamo arrivati all'iter, quindi la gara è in fase d'appalto. Il complesso verrà dotato di un impianto fotovoltaico, quindi vuol dire risparmio energetico anche per le casse del comune. Un risparmio energetico, poi anche perché i pannelli noi ce li ha regalati la dogana, come l'abbiamo messi sulla scuola, l'abbiamo stata a parte, adoperiamo quello che ci è stato consegnato e quindi siamo uno dei pochi comuni che stiamo utilizzando tutti i pannelli che ci sono stati dati. Un nuovo mezzo scoperto in funzione tra Chiavari, Lavagna e Seste Levante è entrato in servizio per ATP. L'azienda trasporti ha promosso questo mezzo per rilanciare anche il servizio turistico sul comprensorio del Tigullio orientale. Andremo a vedere il momento dell'inaugurazione e parleremo poi della 29esima edizione del Blues and Soul Festival a Seste Levante, che ha riscontrato un buon successo di pubblico al Teatro Conchiglia. Vediamo i servizi. I comuni devono essere per forza coinvolti, fin dall'inizio sono stati coinvolti sia il comune di Chiavari che Seste Levante e purtroppo c'era Lavagna che era un po' in difficoltà perché era commissariata, ma adesso abbiamo preso contatti e stiamo partendo anche con loro. Che servizio verrà affidato a questo mezzo? Allora, questo mezzo tanto è un servizio diciamo, a livello pubblicitario perché ATP è diciamo, un'azienda che è stata messa in sicurezza e risanata per quello che era diciamo 2 anni fa. E abbiamo coinvolto le guide diciamo, ci daranno una mano per tracciare un percorso oppure metterlo in linea da Seste Levante a Chiavari. È un nuovo mezzo a disposizione delle iniziative turistiche della Riviera, ovviamente lo metteremo a disposizione delle prenotazioni delle guide e quando non ci saranno prenotazioni lo faremo ruotare sulle linee maggiormente attrattive dal punto di vista turistico, tipo il Discobus che è partito da pochi giorni. Nasce da una collaborazione col Piemonte.
Sì, è una collaborazione fra TP Esercizio e un'azienda piemontese, grazie all'intervento del sindaco Bucci e del consigliere Claudio Garbarino, un gemellaggio che potrà trasformarsi in partnership. Al momento abbiamo affittato per 90 euro al giorno questo mezzo e poi, se funzionerà, diventerà un progetto strategico e come opzione avremo quella di acquistare dei mezzi da questa azienda oppure di noleggiarli e fare un servizio davvero turistico su linee a frequenza stabilita. Uno dei servizi che si aggiunge a quelli già attivi per il Tigullio per quest'estate, pensiamo al Portofino Pass, al Discobus Pass e allo shuttle con aeroporto. Diciamo che è il suggello di una rinata TP Esercizio che il 7 agosto restituirà ai dipendenti anche il 30% dello stipendio che aveva decurtato nei famosi anni del concordato. Il blues più tradizionale di Big Pete Pearson e quello più sperimentale di Matt Scofield hanno animato l'Arena Conchiglia di Sestri Levante per la 29esima edizione del Blues and Soul Festival. Una grande risposta di pubblico per due artisti di fama internazionale e tanta soddisfazione per gli organizzatori che, tra tante difficoltà, lavorano costantemente per valorizzare un certo tipo di musica e di cultura. È uno dei festival più belli che abbiamo in Italia, in una cornice, quella di Sestri Levante della Baia del Silenzio, che non ha eguali. Comunque è anche un piacere fare questa fatica e portare a casa un risultato come quello di stasera, che è stato un risultato sensazionale dal punto di vista degli artisti sul palco. Io ho avuto la fortuna di partecipare anche come musicista, ma soprattutto per l'affluenza della gente e del pubblico così caldo che ha reso questa serata veramente speciale. Conta anche ogni anno proporre delle novità, dalla grande tecnica chitarristica alla perfezione delle basi, alla capacità dei musicisti veramente eccelsa del gruppo di Matt Scofield, l'anima, il cuore e il corpo del blues tradizionale con Pete Pearson. Sono proprio due aspetti lontani forse ma complementari del blues e ogni anno dobbiamo trovare dei modi, dobbiamo trovare degli aspetti che rendano interessante anche a noi stessi la realizzazione di questo. Perché se non parte da noi stessi il fatto di riuscire a costruire una dimensione culturale di un certo tipo, non può riuscire bene. Siamo così arrivati alla giornata di sabato. Il tema che abbiamo affrontato è stato quello del dialogo interreligioso. Le religioni sono le vere vie di pace, questo è emerso nel corso di un incontro che si è svolto a Santa Margherita Ligure in onore della festa patronale di San Siro. Vedremo appunto le testimonianze di chi ha contribuito a realizzare questa iniziativa. Vediamo. Nella società in cui viviamo, sempre più multietnica, qual è l'importanza del dialogo e dell'incontro fra cristiani e musulmani? Allora, il dialogo e l'incontro hanno sicuramente un'importanza, direi, in questo momento epocale, se non altro perché incontrare l'altro significa anche esporsi all'alterità, no? Quindi ad un'appartenenza religiosa culturale che con un approccio interculturale responsabile può anche condurci a riscoprire chi siamo noi nella nostra identità, nella nostra cultura, rispetto alla nostra religione di appartenenza. Nel suo libro San Francesco e i musulmani, 800 anni dopo, un altro Francesco ha incontrato il grande imam e ha firmato questa storica dichiarazione. Ma come è stata accolta nel mondo musulmano? Il documento, tra l'altro, frutto di questo incontro, il documento di Abu Dhabi sulla fratellanza umana, è un documento importante che è stato accolto sicuramente nel mondo arabo-islamico come un documento che sollecita l'incontro e il dialogo, ma è anche un documento importante perché porta la firma non solo ovviamente di Papa Francesco, ma anche della massima, potremmo dire, autorità, rappresentanza, no, da parte del mondo sunnita attraverso appunto la firma dello Sheikh di Al-Azhar Al-Tayeb. Il Papa e Al-Tayeb sono diventati in qualche modo amici anche dopo il viaggio in Egitto e dunque sempre il contatto, l'incontro personale è un fattore importante in questo senso e dunque anche dietro la
la firma di quella dichiarazione di Abu Dhabi c'è questo rapporto e c'è anche la volontà di iniziare un cammino nuovo insieme per dire che le religioni sono vie di pace e che non deve esistere per nessuno, di nessuna religione, la possibilità di abusare del nome di Dio per giustificare la violenza, l'uccisione di innocenti, il terrorismo. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la settimana. Lo spazio adesso al nostro approfondimento si occuperà di turismo. Abbiamo fatto un bilancio dell'andamento delle presenze turistiche sul nostro territorio, sia a Chiavari che Sestri Levante, cittadine nelle quali, come per il resto del Tigullio, si è assistito a un calo delle presenze. E c'è la proposta che arriva dal Comune di Sestri Levante, quello di un tavolo condiviso con tutte le amministrazioni comunali per rilanciare il settore. Vi lascio dunque ai servizi del nostro approfondimento. Il TG Guardando la settimana si conclude al termine e torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Turisti in calo in questa prima parte dell'estate. A mancare sono soprattutto gli stranieri, specialmente da Francia ed Est Europa, che nel 2018 e nel 2017 erano stati numerosi, e i giovani, che sembrano scelgano Chiavari per le loro vacanze. È quanto emerge dalle indicazioni forniteci da 7 strutture ricettive chiavaresi che abbiamo contattato, sia hotel medio-grandi con più di 50 camere, sia alberghi più piccoli, da 10-20 stanze. Analizzandole nel dettaglio, il minor numero di ospiti esteri coincide anche con un aumento in percentuale delle prenotazioni all'ultimo momento, quasi sempre da villeggianti del nord Italia che scelgono di trascorrere un weekend al mare. I turisti stranieri, per la maggior parte nord europei, restano comunque la maggioranza nei primi 2 mesi estivi, mentre gli italiani storicamente scelgono agosto per le vacanze. La durata media di pernottamenti è di circa 3 notti, scendendo nelle strutture più piccole alle 2, dato in linea con il calo di permanenza media che riguarda gli alberghi da molto tempo. Il picco di prenotazioni è concentrato nel fine settimana, in cui tutte le strutture sono al completo, mentre anche agli hotel più piccoli può accadere di restare con qualche camera libera durante i giorni feriali. La tipologia dominante tra gli ospiti sono le coppie mature, nella fascia d'età 40-60. Seguono le famiglie, specialmente con bambini piccoli, molto gli stanziati, i gruppi o le coppie under 35. La scelta dell'hotel avviene principalmente online, attraverso i portali specializzati. Digitando su Google Hotel Chiavari, i primi 2 risultati indicizzati rimandano alle piattaforme Booking e TripAdvisor. In minor numero i clienti abituali fidelizzati che scelgono di anno in anno la stessa struttura. Tra le altre modalità di reclutamento che risultano efficaci per chi le applica ci sono lo sfruttare il traino di un'attività collegata, come il ristorante dell'albergo, e il lavoro con i tour operator, che assicurano regolari presenze di gruppi vacanze. Calano le richieste e diminuisce la durata media dei soggiorni. Queste le prime indicazioni sulle presenze turistiche a Sestri Levante, che emergono dopo aver consultato alcune strutture alberghiere della Bimare. Meno richieste, ma la grande affluenza estiva permette a molte strutture di essere comunque al completo, con poche eccezioni che riguardano i giorni feriali. A Sestri gli assenti di quest'anno sono soprattutto i turisti italiani, mentre tra quelli stranieri, soprattutto da Nord Europa e Stati Uniti, il calo resta contenuto. Il soggiorno medio, ormai in calo costante da una decina d'anni, è indicativamente di 2-3 giorni, con una grossa sproporzione tra le richieste nel weekend rispetto a quelle nei giorni feriali. Sono soprattutto le coppie di mezza età e le famiglie a scegliere Sestri e le sue strutture, con un'alta percentuale di clienti affezionati. Nonostante il calo di richieste, giugno e la prima metà di luglio sono stati un periodo di ripresa rispetto ai mesi di aprile e maggio, in cui il meteo poco clemente ha ridotto drasticamente gli arrivi. Lo ha sottolineato anche Francesco Andreoli, presidente del consorzio che si occupa del turismo Liguria Together. Ma la tendenza sembra direi positiva, dopo comunque un inizio un po' faticoso, derivato soprattutto da aprile, maggio, senza un giorno di sole. Giugno abbiamo recuperato molto bene, luglio sta andando molto bene, le previsioni per agosto e per settembre e ottobre sono in linea. Lo conferma anche il rapporto della Federalberghi sui primi 5 mesi dell'anno, dal 1 gennaio al 31 maggio, che mostrano un calo delle presenze del 13,38% rispetto allo stesso periodo del 2018, dato leggermente più alto rispetto a quello medio del Tigullio, assestato al 13,09%.
Ho inviato di nuovo a tutti i sindaci una lettera proponendo un incontro la settimana prossima, il 25, giovedì 25, per concordare e condividere insieme un percorso proprio strategico con dei passi successivi per elaborare quelle che riteniamo le strategie turistiche utili per il nostro territorio. Su cosa occorre puntare per ottenere risultati? Io credo che i temi prevalenti siano quelli della riconoscibilità del territorio al di fuori della propria area, quindi una promozione davvero integrata. Credo che sia quello di poter offrire dei trasporti in particolare rivolti ai turisti, di collegamento con i principali aeroporti, di collegamento con le principali città che rendano praticabile il territorio, e sia quello anche di un lavoro insieme alle strutture ricettive per evidenziare una qualità uniforme, una qualità condivisa. Poi ci sono anche tutta una serie di altri temi come gli eventi fatti in modo coordinato, in modo attrattivo e promossi insieme, però i primi tre credo che siano i punti prevalenti. Naturalmente l'input primario deve essere dato da Regione Liguria, che è il soggetto che poi è detentore delle politiche turistiche su larga scala, e quindi credo che oltre al nostro incontro occorra un raccordo periodico con la Regione, con l'assessorato al turismo, per orientare in modo condiviso quelle che sono le strategie turistiche del nostro territorio. Quando e dove? La proposta che ho fatto ai sindaci è per giovedì 25 e ho dato la disponibilità di Seste Levante, del Convento dell'Annunziata. Poi questo è un percorso che può essere fatto in modo itinerante in tutti i comuni e quindi vediamo la loro risposta. Ho già condiviso questa idea con il sindaco Bagnasco e insomma lui concordava sulla data, e ora vediamo insieme agli altri sindaci la possibilità di mantenere la data.